Un'imbarcazione di legno è stata trovata dai carabinieri in contrada Piana Grande a Ribera. Si tratta di quelle che vengono utilizzate dai migranti per le traversate della Speranza. La barca è stata sequestrata, ma degli extracomunitari non è saltata fuori nessuna traccia. Pare, ma sono indiscrezioni raccolte dai militari dell'Arma che stanno effettuando le ricerche in tutta la zona, che a sbarcare siano stati 4, forse 5 immigrati. Le ricerche sono in corso. L'imbarcazione appare però oggettivamente grande, troppo grande per essere stata utilizzata soltanto da 4-5 migranti. Carrette del genere, queste a sigle che riconducono alla Tunisia, si prestano infatti al trasporto di almeno una trentina di persone. Non è escluso pertanto che potessero essere molti di più gli extracomunitari sbarcati e che ne siano stati notati da coloro che avrebbero poi riferito ai carabinieri soltanto alcuni. È il quarto sbarco fantasma nel giro di pochi giorni. A denunciarlo sono gli attivisti di Mare Amico, che hanno diffuso video e foto dell'imbarcazione di quasi 10 metri arrivata dalle coste africane. Si tratta del quarto episodio appunto in pochi giorni, anche se il Viminale rassicura sul fenomeno degli sbarchi che puntano le coste del Sud Italia, un fenomeno in diminuzione secondo il Ministero dell'Interno, ma destinato a crescere a sentire gli attivisti, specialmente con l'inizio dell'estate.